Quasi 2 milioni di votanti con una preferenza di media del 70%. Matteo Renzi stravince le primarie e si riconferma segretario del Partito Democratico e futuro candidato premier. Un risultato scontato che in Veneto si riflette sull'elezione di Alessandro Bisatto, renziano a segretario regionale. In Veneto Renzi ha totalizzato il 74% delle preferenze contro il 21% di Orlando e il 4% di Emiliano. In Friuli Venezia Giulia la forbice si allarga con Orlando che raggiunge il 28,4% ed Emiliano il 4,5%. L'affluenza è stata inferiore alle passate consultazioni, ma è andata meglio del previsto. Noi siamo andati a fare un giro in alcuni seggi della terraferma veneziana. L'affluenza quindi c'è, ma è composta da chi? Si può fare, visto che lei sta girando, monitorando, ci sono persone anziane, giovani, iscritti al partito, invece mi diceva prima il presidente di seggio che ci sono anche persone che sono qui in vacanza che non hanno rinunciato al voto. Allora, ci sono anziani, ci sono giovani, ci sono persone di mezza età, direi che il panorama è variegato. Anche a me ha colpito il fatto che noi abbiamo avuto dal nazionale 300 richieste di voto pervenute online, che sono persone che probabilmente sono a Venezia per passare il weekend e che hanno avuto piacere di votare. Questo è un bel segnale. Il risultato qui in Venezia e provincia di Venezia è così scontato? Guardi, noi abbiamo avuto il risultato delle convenzioni, quindi diciamo degli iscritti, dove diciamo, il voto renziano ha di poco superato quello di Orlando. Io credo che ci attesteremo insomma, su queste percentuali, magari con le differenze che ci possono essere tra il Comune di Venezia e poi il resto della città metropolitana. Da domani si penserà alla riforma elettorale, a elezioni anticipate o si aspetterà la fine naturale della legislatura? Direi che una legge elettorale ne abbiamo bisogno, che ci porti governabilità a questo Paese. Sulla base di questa poi tutti i programmi saranno da fare insieme.